La rassegna stampa. Stavi aspettando me? Qui tutti che mi chiamano Sammy, comincia. Che fretta, ragazzi. 7:31. Vuoi essere proprio preciso? Non c'è fretta, piove a dir 8, a dir 9, a dir 10 su Milano, per fortuna. No, non troppo. Però c'è quella pioggerella che ti sveglia e che comunque fa bene, pulisce l'aria, basta appunto che non si esageri. Santa polenta, sì. Oggi è la giornata della polenta. No, non c'è nessuna ricorrenza particolare, ma penso che con questo clima ci starebbe bene una polentina mattutina. Il buongiorno si sente dal Varin, ma certo che ci sono. Oggi 15 aprile 2025, buon mattin da Sammy Varin, Radio Libertà, diretta nazionale sul canale 252 del televisore, Radio DAB, controllate sulla vostra autoradio, se avete scritto DAB, schiacciate DAB e poi cercate Radio Libertà. Siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà. Quando prendete il nostro segnale non vi muovete. Sharon, abbiamo visto a teatro l'altra sera a Varedo, ragazzi, che successo, orco cane. E inizia a presentare passo dopo passo, migliorare ogni volta. Sì, qualcuno mi ha detto: Sammy Varin, dovevi salire tu a dargli una mano, è così poi eravate una coppia perfetta. Per niente, assolutamente, perché lei è alta 1,80 e io sono un pelino, cioè facevo il fratello minore, il nonno, il nonnetto. Buongiorno, buongiorno. No, oggi possiamo fare qualcosa d'altro, eh? Francesco, buongiorno. Poi facciamo altro. Bisogna proprio fare per forza una rassegna stampa. Facciamo i mimi. Perfetto. Allora io mi alzo, vengo lì e tu vieni qui. Io faccio Francesco e tu fai Sammy Varin. Dai. Guarda che potresti provare Sammy Varin per un giorno. Oggi sono Sammy Varin, io sono Francesco in regia, che mi piace schiacciare tutti i bottoni. Schiaccio e succede qualcosa. Quando tu schiacci un bottone c'è sempre, a ogni azione corrisponde una reazione. Non sai cosa accade, sono gli scherzi che faccio. Ecco, appunto, se si sta divertendo a schiacciare i bottoni, appunto, li faccio di solito a Simone questi scherzi. Vado lì mentre lui è girato, pic, li schiaccio e lui, cosa è successo? È successo qualcosa. Devo fare la rassegna stampa, capito? No, va bene. E cercavo, magari sai che ti viene, no? Come i miei figli la mattina, per fortuna appunto sono qui, non sono a casa, la povera mamma Marta, stai perdendo ulteriore tempo, Sammy Varin. Sì, i miei figli la mattina iniziano subito, appena svegli, a trovare le scuse, a fare il diavolo tentatore. Papà, per oggi un po' di mal di pancia, posso stare a casa? Un po' di mal di pancia che ti viene appena sveglio? Dico, papà, oggi però iniziano a fare i versi, no? Ecco, io sono contento di essere qui a fare rassegna stampa, perché poi io sono uno che cede, no? Della bontà variniana, anche perché facevo anch'io la stessa cosa quando avevo la loro età. Bene, buongiorno, stiamo partendo, ci sono, devo solo aprire l'agenzia ANSA. Sì, ANSA. Mamma mia, che fatica quando apro l'agenzia ANSA, è sempre una sofferenza. No, oggi è una giornata di quelle modello polverone. Quando c'è il polverone, il semivarinone, lo sapete, si tuffa su altre argomentazioni. Ve lo dico subito, non voglio assolutamente annoiarvi. L'ultima cosa che avrete su queste frequenze è la noia. Trump pronto a colpire chip e farmaci, ma forse sospende i dazi sulle auto. L'Europa tratta, cioè capisce che una notizia del genere non è una notizia, c'è tutto e il contrario di tutto. Ennesima giravolta, appunto, inizia a fare le giravolte del presidente degli USA per dare tempo di adattare le catene di approvvigionamento. Il commissario europeo Šefčovič a Washington, l'Unione Europea gioca la carta.
del GNL, del gas dagli Stati Uniti, la Casa Bianca per il taglio del 50% del budget del Dipartimento di Stato, Wall Street chiude in rialzo. Capisci che quando fanno un titolo tutta questa spatafiata vuol dire che non sanno proprio che cosa scrivere i giornalisti. Non vi annoierò con queste cose, ve lo prometto. Il Corriere: Trump attacca Zelensky, la guerra colpa tua e di Biden, Kiev rischio conflitto mondiale. Capisci, no? Che giustamente quando uno non sa cosa dire e cosa fare, adesso se la sta prendendo con Zelensky, con Biden, insomma è colpa tua Zelensky, non potevi batterti contro una 20 volte più grande di te, e insomma in effetti anche noi fisicamente, se ci troviamo uno grande e grosso davanti, o gli diamo un calcio nelle palline oppure se poi scappiamo, capito? E adesso stanno divergendo su questi argomenti che sinceramente non mi eccitano in modo particolare. Non so voi, lo sapete, forse anche no, i nuovi ascoltatori, potete entrare in onda anche in questo momento con un WhatsApp al 340 6709 659 e mi dite cosa ne pensate magari sugli argomenti che vado a leggervi. Repubblica: Trump a sorpresa apre a un rinvio delle tariffe sull'automotive, insiste agiremo su farmaci e chip. Cioè capite che si continua a dire tutto il contrario di tutto, e dopo un po' uno, secondo me, si stanca anche di sentire le solite cose. Quindi passiamo ad altro. Andiamo a leggere Avvenire. Quando leggi Avvenire, Sammy Varin, tutti buoni e contenti. I nostri amici bacchettoni d'altronde la raccontano giusta, nel senso che fanno sempre nel sommario un riassunto fatto bene su quella che è la giornata di informazione. Attacchi mirati, titola quest'oggi il quotidiano dei vescovi Avvenire. L'Unione Europea fa quadrato intorno a Kiev. Meloni, d'accordo con von der Leyen, tenterà di incalzare il tycoon. E qui naturalmente ti immagini il PD. La Meloni, d'accordo con von der Leyen, andrà a trattare per l'Unione Europea. Santa miseria! La strage di Sumi accende scambi di accuse. Trump punta su Zelensky e poi su Putin. Dopo il raid sulla clinica Al-Ali a Gaza, la denuncia di Emergency. Qui tutto è target. Attacchi sul campo, attacchi verbali, sui due fronti, quello russo-ucraino e Medio Oriente. Non si è spenta l'eco per la strage di Sumi, con il raid sui fedeli che andavano alla celebrazione per la Domenica delle Palme, e neanche per il raid sulla clinica nella striscia di Gaza. Trump attacca Zelensky, poi Biden e anche Putin. Intanto l'Europa fa quadrato intorno a Kiev. L'alta rappresentante UE per la politica estera Callas dice massima pressione su Mosca, ma l'Ungheria di Orbán si sfila dal nuovo pacchetto di sanzioni e accusa fanatismo pro guerra. Subito sotto, sicurezza, altro argomento importante che abbiamo visto un po' ieri nei telegiornali. Dopo gli scontri in arrivo nuovo giro di vite. Ancora tensioni nelle carceri, rivolta a Cassino, fuga a Palermo. I giornaloni non scrivono però che c'è stata pure una rivolta in Albania. Che emozione! La prima rivolta in Albania. Sì, di quelle brave persone che sono arrivate ammanettati, si sono incazzati tutti, poverini. Poi il giorno dopo abbiamo capito che erano violentatori, stupratori, gente veramente stinchi di santi, E in effetti appena gli hanno tolto le fascette hanno distrutto il CPR. Tra poco ve ne parlo. Oltre al decreto legge sicurezza, siamo determinati a portare avanti in ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini in divisa. È il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che preannuncia un giro di vite sulla sicurezza dopo gli scontri alla marcia di Milano per la pace a Gaza, che fa un ridere totale. Marcia per la pace e poi tutti che si picchiano, quelli per un rave party nella prima cintura di Torino. E io dicevo, cazzo, abbiamo fatto la legge sul rave party
e nessuno più che fa rave party. Oh, ma siamo dei fighi, no? È durato un po', però adesso è finito, ha ricominciato che rave party e si sono menati pure lì. E per il derby a Roma, secondo il Viminale, sono più che raddoppiati in un anno i feriti tra le forze di polizia durante le manifestazioni. Nel 2024 si sono registrati 273 feriti rispetto ai 120 dell'anno precedente. Aumentare è stato anche il numero delle manifestazioni. Intanto resta altissima la tensione nelle strutture carcerarie, devastato l'istituto penitenziario di Cassino, da cui sono stati trasferiti 50 detenuti, mentre 3 minori sono fuggiti dal Malaspina di Palermo. Questa è la prima pagina del quotidiano Avvenire, che riassume abbastanza bene ciò che avviene, ma mai quanto, vada ben, dove vi porta Sammy Varin, mai quanto il quotidiano L'Unità, che è un po' che non leggevo e devo dire mi mancava, ero quasi preoccupato. Sammy Varin, ma dov'è rimasta quella parte di te un po' comunista? L'Unità, guardala qua. Oh, ricordiamo, amici, in quanto vi sto leggendo, va anche in televisione. Se avete una TV collegata ad internet, schiacciate 252 e potete vedere la rassegna stampa. Oppure andate su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà, o anche Lega Salvini Premier. Per voi leghisti celoduristi, siamo in diretta audio video su Lega Salvini Premier. Naturalmente, se avete qualunque computer, il sito radiolibertà.net, o anche è rintracciabile finalmente nell'App Store. Siamo riapparsi con la app di Radio Libertà, non ci volevano perché siamo brutti, cattivi, fascisti, parliamo male del PD, e allora ci avevano cacciato per un mesetto e passa. Adesso siamo riapparsi nell'App Store, cercate Radio Libertà, scaricate gratuitamente la nostra app e lì potete sia ascoltare che anche guardare la nostra rassegna stampa. Vi dicevo, appuntamento con l'Unità che tanto ci mancava. Guarda un po'. Dopo la denuncia di Cecilia Strada, l'oscena gioia di Salvini per i profughi ammanettati, e Piantedosi rivendica la tortura. Chiaramente è l'amatissimo Piero Sansonetti, l'unico che è invitato ogni settimana a Rete 4 e puntualmente non manca mai un'assenza, chissà come mai. Vi leggo qualche riga dell'editoriale di Piero Sansonetti che merita assolutamente. Qualsiasi madre insegna al suo bambino che prendere in giro dei ragazzi con le manette ai polsi è una cosa orribile. Cioè, perché non ho capito, mettiamo le manette ai polsi ai bambini? Ma dove sta vivendo Piero Sansonetti? In quale pianeta fascista sta vivendo? È probabile che anche la madre di Salvini, tira in ballo la madre di Salvini, abbia cercato di far capire questa cosa al futuro ministro dei trasporti. Inutilmente. L'altro giorno Salvini si è lanciato in un gioco da Maramaldo per difendere la scelta di ammanettare 40 migranti. Magari avrà anche pensato di apparire figo, invece ha solo dimostrato un livello culturale e umano, diciamo così, non altissimo. Ha chiesto ai giornalisti: che dovevamo fare? Mettergli tra le mani un uovo di Pasqua? È probabile che anche nel governo Meloni ci siano delle brave persone, compresa magari la Premier, che si siano vergognate di questa uscita molto molto infelice. L'immagine dell'arroganza suprema, un ministro, uno degli uomini più potenti d'Italia, che si diverte a umiliare delle persone costrette in una situazione di non libertà e che stanno subendo un'evidente sopraffazione da parte dello Stato. Credo che non fosse mai successo nella storia della Repubblica, nemmeno negli anni dello scelbismo. Un fascista come Almirante non lo avrebbe mai fatto. Cioè,
Salvini peggio del fascista più fascista. L'altro ieri Cecilia Strada, evocata da Piero Sansonetti, anche oggi parlamentare europea, ha avuto modo di parlare con molti dei 40 profughi deportati dallo Stato italiano, probabilmente in modo illegale in Albania, in un CPR che ha tutte le caratteristiche del carcere, e ha raccontato a Radio Radicale questi suoi colloqui. Segue a pagina 4, e per fortuna, ragazzi, perché cominciavo a avere degli problemi addominali. Questa è l'unità. Allora, senti, mentre voi mi scrivete cosa ne pensate al 340 6709 659, così vi tengo svegli a quest'ora del mattino, 7:46, siete con Sammy Varin, io per tutta risposta vado a pagina 7 del quotidiano Il Tempo. No, perché insomma non vorrei mai difendere Matteo Salvini, il mio ex direttore di qualche annetto fa, però insomma mi viene spontanea una rivolta, e a pagina 7 del quotidiano Il Tempo si parla proprio di questa rivolta dei clandestini nel centro in Albania, e il PD li rivuole in Italia. Ecco le risorse della sinistra: locali messi a soqquadro e vetri rotti, in 3 si feriscono per protesta, hanno già commesso gravi reati, ma i Dem chiedono di farli tornare. Questi sono i poveracci di cui parlava prima il Sansonetti, scrive Giulia Sorrentino oggi solo sul quotidiano Il Tempo, non ne parla nessun altro. Beh, effettivamente quei 40 migranti portati in Albania nel centro per i rimpatri CPR di Jadè sono proprio delle brave, pacate persone. E no, non ci riferiamo solo alla lunga lista di reati che hanno commesso, perché abbiamo scoperto poi che appunto erano violentatori, stupratori, cercavano di beccare i bambini per fargliene di tutti i colori. Era scoppiata la polemica, era scoppiata la polemica per le fascette che questi soggetti avevano ai polsi nel momento in cui sono entrati nel territorio albanese, ma guardate un po', dopo che quelle fascette sono state rimosse, hanno pensato bene di far partire una rivolta, e 20 di loro hanno letteralmente messo a soqquadro gran parte dei loro alloggi. Cioè, ragazzi, il centro in Albania, nuovo di zecca, immacolato, no? Lo hanno già distrutto. Forse a qualcuno non è chiaro, o vogliono fingere di non comprendere, che le misure adottate altro non erano che precauzioni adottate dalle forze dell'ordine che li hanno accompagnati nel tragitto da Brindisi. Materassi divelti, vetri rotti. 3 di loro si sono procurati ferite da taglio, fa sapere il TG4, e lo conferma anche il tavolo asilo e immigrazione. Sono stati subito soccorsi dai medici del centro, ma certamente il clima che si respira non è sereno. E queste persone sarebbero dovute restare nel suolo italiano? Avremmo dovuto noi rischiare di finire vittima delle loro follie e dei loro beceri comportamenti? Il ministro dell'Interno Piantedosi ha approvato le scelte degli operatori che li hanno portati in Albania, soprattutto se consideriamo quali sono i reati di cui sono accusati questi clandestini. Siete pronti? Vado con la lista: tentato omicidio, violenza sessuale, lesioni aggravate, pornografia minorile, rissa, furto, rapina, atti osceni in prossimità di minori, porto d'armi, detenzione di sostanze stupefacenti, adescamento di minorenni. Cioè al PD piace vedere questi negretti con il billo in mano adescare i ragazzini? Lo diciamo chiaramente come stanno le cose. Se avete parenti o amici, il vostro famoso vicino di casa che compra Repubblica, gli andate a bussare la porta a quest'ora, dai cazzo, lo starà anche dormendo, sono le 8:10, glielo chiedete questa cosa, Tu vorresti il negretto fuori dall'asilo dei tuoi figli col billo in mano?
Il titolare del Viminale rivendica la correttezza della procedura, che rientra tra quelle che adottano in piena autonomia gli operatori. Tutto è avvenuto in piena regolarità e conformità alle prescrizioni. Si tratta di una procedura volta a garantire la sicurezza, che condivido, perché sono persone che sono state trasferite in limitazione della libertà personale anche per effetto di provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e condurli senza alcuna limitazione alla libertà di movimento avrebbe significato esporre il personale di accompagnamento a dei rischi, aveva detto prima che si fossero verificati questi violenti episodi. Qualcuno saprebbe dirci cosa avrebbero rischiato i nostri uomini in divisa se non avessero avuto nemmeno quella delle fascette come protezione? O forse le forze dell'ordine in fondo non sono così centrali per qualcuno, e questo è il paese che vuole la sinistra d'altronde, e pensare che i deputati del PD Andrea Casu e Fabio Porta con l'europarlamentare Cecilia Strada, evocata prima sull'Unità, hanno annunciato che presenteremo un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per chiedere di fare immediatamente piena luce su quanto sta accadendo. Ad oggi non esiste alcuna certezza su come siano state selezionate le persone trasferite in queste strutture. Beh, insomma, diciamo che la selezione è stata abbastanza accurata: violentatori, adescatori, lesioni aggravate, pornografia, tentato omicidio. Diciamo insomma che c'è la crème, ecco, dell'immigrazione clandestina. Basta ragazzi, mi fermo, mi viene da vomitare, non so a voi. Poi cacchio, è logico che mi girate su Radio 24, perché sentire la rassegna stampa di Sammy Varin non è pensabile, eh? Che mondo stiamo vivendo? È vero, lo ammetto, io vi trasmetto le assurdità del nostro tempo. Lo dico chiaramente, gli altri queste cose non ve le raccontano. Sono lì ancora sulla cosa detto Trump e Zelensky e la Russia e i dazi e io non vi parlo di queste cose. Guarda un po' che scemo il Sammy Varin. Apprezzate? 340 6709 659. Vi piace tutto ciò? Fuori i soldi, Radio Libertà. Sei un venditore di pentole, Sammy Varin. Sì, è vero, scusami, cioè, se vi piace questa rassegna stampa, dateci una mano. Ma tu chiedi sempre i soldi, Sammy. È certo che li chiedo, perché siamo senza soldi. Abbiamo le pezze al culo, ma non posso dirlo tutti i giorni. Oggi però l'hai detto. Andate sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici, poi abbonati e fateci 5 euro di donazione, anche attraverso il conto corrente postale 3767 1294. Bravo Sammy Varin, anche oggi hai fatto... No, vabbè, scusami, Devo rivendicare la diversità della mia rassegna stampa, che non è una rassegna stampa, o devo dire che sono uguale a tutti gli altri? No, siamo diversi. E vi porto sul Corriere, ma non andrò sui soliti argomenti, anche perché il titolo è sempre quello: Trump attacco a Zelensky. Il presidente americano poi accusa Putin. Berlino apre all'invio dei missili Taurus, Mosca irritata, la guerra colpa sua e di Biden, la replica venga a Kiev, rischio escalation. Piace che quando Zelensky lo sfiori soltanto dice adesso arriva la guerra mondiale, o scoppia la guerra mondiale, scoppia. Magari scoppia davvero, Sammy Varin, ormai ma anche questa cosa non ci farebbe più notizia. Siamo diventati davvero insofferenti a tutto ciò. Vedremo i missili che ci passano sopra, vabbè, speriamo che cada nell'orto del vicino. Trump se la prende un po' con tutti, soprattutto con Zelensky e con Biden, cui addossa le responsabilità del conflitto tra Russia e Ucraina. Secca la replica di Kiev: caro presidente, prima di prendere qualsiasi decisione sui negoziati, vieni qui a vedere con i tuoi occhi. C'è il rischio di escalation. Intanto Berlino apre all'ipotesi di inviare agli alleati supermissili Taurus, le testate a lungo raggio capaci di colpire la Russia in profondità. Scenario che fa irritare Mosca: statene fuori o ci potrebbero essere gravi conseguenze.
Oh, a proposito, oggi arriva Claudio Borghi Aquilini, e con lui parleremo sicuramente della Meloni che va in America a trattare con Trump e chiaramente accettiamo da voi anche consigli, cari ascoltatori. Se avete fatto un sogno bello bello, che parlavate con la Meloni dandogli qualche consiglio su come trattare sui dazi insieme a Trump, 340 67 09 659, scrivetemi. E infatti il Corriere lo mette in pagina: Meloni, il viaggio da Donald e i contatti con Bruxelles. L'agenda del viaggio a Washington di Meloni: con Trump parlerà anche di gas e NATO, i contatti con l'Unione Europea. Tra poco ne parliamo. Siamo sempre sul Corriere e su tutti i giornali c'è la foto delle ragazze spaziali, equipaggio tutto al femminile, 11 minuti tra le urla di gioia, tutte donne, tutte ricche, tutte belle, insomma un po' rifattine, queste turiste spaziali a bordo del Blue Origin, Laura Sanchez, Katy Perry, Gayle King, Carrion Flynn, Aisha Bauer, Amanda Nuguier, 11 minuti, non ci ha detto quanto è costata sta roba qua, però insomma 11 minuti, un po' pochino tu dici, cioè sono andati su, hanno galleggiato per qualche minuto e poi via, torniamo subito a casa. È comunque un esperimento che ha fatto storia, c'è poco da fare. Un po' meno storia l'ha fatta la notizia del signore che ha violentato una undicenne. Gli anni di abusi del predatore seriale, mette in prima pagina il Corriere, soprattutto perché il patriarca di Venezia si è chiesto: ma perché era libero questo signore Massimiliano Mulas, 45enne che ha pedinato e violentato una ragazzina di 11 anni a Mestre, sarebbe un predatore sessuale seriale, con alle spalle una scia di aggressioni in tutta Italia. Ora è in cella a Venezia. Il patriarca fa la domanda che vorremmo fare tutti quanti: perché era libero? Punto di domanda. Inchiesta Tirrenia, toghe e ufficiali in traghetto gratis, lo dice in maniera gentile il Corriere, qualcun altro ci va giù un po' più pesante. 40 indagati per corruzione, tra loro magistrati e ammiragli, forze dell'ordine e funzionari governativi che viaggiavano gratis sui traghetti. Per i PM di Genova i clienti eccellenti utilizzavano carte Gold fornite dalla stessa compagnia. Queste le principali notizie in prima pagina sul Corriere. Ma come vi dicevo, io svolazzo a pagina 9 perché giustamente si racconta che Meloni parlerà con Trump anche di gas e NATO, ma ci sono anche i contatti con la von der Leyen, il viaggio negli USA e Salvini che dice spese militari, giusto andare oltre il 2%. Che è una cosa che uno dice, ma com'è che siamo sul Corriere giustamente, e il Corriere si sa che si può cincischiare su queste argomentazioni basandosi su una mezza frase eccetera, lo fa. Intanto infatti sto cercando all'interno l'articolo, mezza riga su questa cosa non la trovo. E vabbè, sul piatto della bilancia dei rapporti bilaterali, scrive Marco Galluzzo, Giorgia Meloni metterà la storia dei legami tra Roma e Washington, la fiducia strettissima e la convinzione che gli Stati Uniti sono stati e devono restare il nostro primo alleato, la cooperazione industriale e commerciale che ha comunque punte di eccellenza sia in termini di qualità sia in termini di investimenti, da Pirelli a Leni, da Leonardo all'Enel, che nel mercato americano è la prima azienda straniera per generazione di energia rinnovabile ed ha alle spalle almeno 15 miliardi di dollari di investimenti, compresi i contratti di fornitura di LNG, il gas naturale liquefatto, verso controparti a stelle e strisce. Sul piatto più ampio delle relazioni con l'Unione Europea e dunque sulla possibilità che si chiuda un negoziato vero e fruttuoso per entrambe le parti, scongiurando una guerra commerciale, Meloni tra 2 giorni, quando sarà ricevuta alla Casa Bianca, avrà il ruolo del facilitatore. Cercherà in qualche modo di oliare gli ingranaggi
messaggi di un riconoscimento maggiore e diretto da parte di Trump dei vertici dell'Unione Europea. Non è un caso che proprio ieri da Bruxelles siano arrivate parole molto chiare dalla portavoce di Ursula von der Leyen. La Presidente della Commissione Europea e Meloni sono in contatto regolarmente e lo saranno ancora prima della data programmata per la visita della Presidente del Consiglio a Trump. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Meditativa, un po' psichedelica, dice il nostro regista Francesco, questa canzone Rebel Soul della pianista Giuseppina Torre, appena tornata dall'Australia dove ha suonato a Sydney e a Melbourne, appena in tempo per rendere omaggio in concerto alla sua città natale. Vittoria in provincia di Ragusa, Sicilia. Brava Giuseppina Torre, ti stiamo seguendo in questi mesi e giustamente alle 8 del mattino con Sammy Varin gira sempre, quasi sempre, un o una pianista e oggi è toccata alla bravissima Giuseppina Torre, da cercare su YouTube, sugli store digitali. Bella musica. 3 minuti dopo le 8 del mattino, come state? Tranquilli, c'è Sammy Varin, certo, ci sono anche quest'oggi, ma soprattutto verso e imperverso con argomentazioni diverse, stavo dicendo, rispetto a ciò che svolazza sui quotidiani in prima pagina. Cerco di non annoiarvi e naturalmente mi avvalgo dei vostri messaggi. Potete scrivere anche in questo momento al 340 67 09 659 e io leggo tutti i vostri messaggi. Mamma mia, quanti sono! Allora, penso che Trump abbia ragione. Zelensky ci vuole portare verso la guerra contro la Russia e l'Europa a bocca. Zelensky è solo un folle.
Una domanda all'Italia da fare di Morelli, che però arriva domani. Passante stazione Lancetti. Chi è portatore di handicap oppure anziano o semplicemente persona che viaggia con valigie, è impossibile poter usufruire di questa stazione. Per i 3 piani non ci sono né ascensori né scale mobili in funzione da più di un anno. I lavori di ammodernamento sono finiti da molti mesi, ma manca il collaudo e non si sa quando sarà effettuato. Questa è l'Italia. Bravo Emilio. Stazione di Lancetti, e non siamo, attenzione, in Calabria. WhatsApp. Sammy, digli a Sansonetti, di domandare alle famiglie che hanno subito qualcosa di indescrivibile cosa ne pensano dei loro protetti. Io aspetto sempre il momento giusto per vedere le loro reazioni. Io sono sempre del parere, ve lo consiglio, un bel allarme antifurto della Securbet. Prossimo passaggio pubblicitario alle ore 9. Buongiorno Sammy, poveri migranti, e dai, manco avessero tentato la secessione di non si sa cosa. Che crudeltà, ma come si fa? Allegher, sì, puntini, ci scrive Stefano. Buongiorno Sammy, ma fai andare il cornetto per traverso? Questi comunisti sono la piaga dell'Italia, sono le peggiori persone, ma sanno farsi passare per santi. La colpa è nostra, per questo meritiamo l'estinzione. Cari saluti da Enzo. Pensate un po' come sarebbe se ci fosse la sinistra al governo. Bruno, a volte ci pensiamo, è vero. Qualcun altro si chiede, ma chi paga la pubblicazione dell'Unità? Tan, da, da, da. E poi c'è un messaggio audio, sentiamolo. Ascoltatori, ale. A me par più se al mercato del pesce. Mercato del pesce, non le pentole. Signor Sammy grazie. io cambierei comunque la sigla. No, non so, cambiamo animale ogni tanto. Cambiamo animale, vero? Un saluto dello Stefano del Brembo al pescivendolo della Valpadana. Ciao Stefano. Misultin della Madonna. Bello che è bello. Ma sveglio. Il mercato del pesce va bene. La mattina invierò il contributo. Ecco, a Pasqua, fuori soldi. Per Gesù Cristo e la Madonna. Fuori soldi, mi raccomando, per Pasqua, conto corrente postale 37671294. Io vendo pentole, giornali, ma ogni tanto devo dare una mano a questa radio. Buongiorno, io a quei delinquenti le fascette non le avrei messe solo alle mani, ma anche ai piedi, e nel momento della rivolta avrei fatto funzionare la cosa giusta. E adesso va giù pesante, ci mancherebbe. Quelli hanno fatto rivolta perché gli hanno messo le fascette, secondo me. Se non gli mettevano le fascette non facevano la... boccalonis, Sammy Varin. Buongiorno Sammy, mentre gli altri propongono cittadinanze facili, noi parliamo di nucleare, non con gente da centri sociali, però i competenti e presentabili sono gli altri. È vero, Fabio, e in effetti tra poco, anzi vado subito, mi tuffo di nuovo sul Corriere, devo dire, perché il Corriere c'ha tanti difetti, però è uno dei pochi giornali non di centrodestra che oggi ha un paginone sul nucleare. Perché ieri c'è stato un convegno importante a Milano, ve lo trasmetteremo nei prossimi giorni perché è roba buona, ne parleremo domani mattina perché abbiamo il focus Lombardia e arriverà Pase, che è il responsabile ambiente della Lega in Lombardia. E ti dico, sui quotidiani quasi niente, ma anche su quelli di centrodestra, riquadretto, piccino picciò. Solo Libero ne parla un attimino, Repubblica e Stampa zero. Cioè io me lo sono letto tutto, poi ho detto no cazzo, è impossibile, me lo sono riletto tutto, ragazzi. Repubblica, bandiera rossa, so tutto a memoria di Repubblica e della Stampa. Non c'è un riquadretto che parli del convegno sul nucleare che c'è stato ieri a Milano. Il Corriere, guarda che, signor, mamma mia, a pagina 12, Salvini spinge per il nucleare. A proposito, ho controllato e sono le 2 righe che dicono che Salvini è d'accordo sull'aumento della spesa per le armi più del 2% del PIL. E chiederemo Lumi, cosa devo dirvi? Salvini spinge per il nucleare. A Milano la prima centrale nel 2032. Il leader surreale, parlare ora dei candidati in Lombardia,
che non c'entra niente, caro il mio Corriere. Piantedosi fa bene, ma è un tecnico, cioè già che c'avevano lì Salvini, gli hanno rotto le balle su tutto tranne che sul nucleare. Hai capito perché ci ha messo in pagina la notizia il Corriere? Sammy Varin, il ritorno del nucleare in Italia nel 2032. Almeno questo è l'auspicio del vice premier Matteo Salvini, che ieri mattina è intervenuto al convegno Il nucleare sostenibile, l'Italia riparte, organizzato dalla Lega al Grattacielo Pirelli di Milano. Prendetelo se volete come un numero della cabala, dice, ma nel 2032 potremo avere la TAV con l'alta velocità tra Torino e Lione, il tunnel del Brennero, il treno che da Palermo senza interruzioni arriva a Milano e poi Berlino ed Helsinki, completando un corridoio di cui si parla da un secolo e anche un primo giro di chiavi di una centrale nucleare che da milanese, alla faccia della sindrome NIMBY, mi piacerebbe fosse a Milano, cioè la prima centralina nuclearina a Milano, che non sarebbe una novità perché nel mondo succede normalmente, anzi ci si scia anche sopra. Che sia una centrale o un piccolo reattore, il leader leghista dice un sì convinto. Mi piacerebbe che i milanesi scegliessero il prossimo sindaco anche in base all'idea di città del futuro, e sul nucleare ogni settimana di ritardo è un furto di futuro nei confronti dei nostri figli. Il dado è stato ufficialmente tratto con la legge delega approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio scorso. Solo un inizio, è fondamentale correre, abbiamo ancora 2 anni abbondanti di legislatura, entro fine legislatura l'obiettivo mio, lo dico da vicepresidente del Consiglio e da segretario della Lega, è aver riavviato il motore. Va in questa direzione la Newco Ansaldo, Enel, Leonardo per lo sviluppo del nucleare, attualmente in fase di costituzione. Servirà un arco temporale al massimo di 2 anni per identificare una tecnologia. Noi daremo una raccomandazione, ma la scelta sarà politica, specifica la D di Ansaldo Energia Fabbri. Contrarie le opposizioni. Angelo Bonelli, deputato di AVS, co-portavoce di Europa Verde, contesta le tempistiche dettate da Salvini. L'ignoranza è una brutta cosa, basterebbe guardare cos'è accaduto in Francia con la centrale di Flamanville, i cui lavori sono iniziati nel 2006 e si sono conclusi solo nel gennaio 2025 con un'esplosione dei costi da 3,6 miliardi a 20 miliardi. Se potessimo trasformare in energia tutte le balle di Salvini, il caro bollette in Italia sarebbe già un ricordo. Le parole di Pietro Lorefice, capogruppo 5 Stelle in Commissione Politiche UE di Palazzo Madama. Se gli obiettivi per il 2032 sono già segnati sull'agenda del Ministro dei Trasporti, i piani per le regionali in Lombardia nel 2028 invece non sono ancora definiti. Mi sembra un dibattito surreale, commenta Salvini a margine del convegno, dicendosi molto più interessate alle amministrative di Milano. Ho già incontrato diverse persone, alcune assolutamente di alto livello si sono messe a disposizione. Prima delle regionali ci sono le comunali, dove dopo Pisapia e Sala vogliamo giocare per vincere e cambiare questa città. Mentre il segretario lombardo del Carroccio Massimiliano Romeo ha idee ben chiare a proposito del derby con Fratelli d'Italia alle urne. La Lega è un partito del territorio e come tale rivendica la possibilità di continuare a guidare le regioni che guida già adesso: Veneto, Lombardia, Trentino, Friuli. Nessun margine di manovra per eventuali staffette che tengono conto dei mutati rapporti di forza al governo. È nell'interesse della stessa Presidente del Consiglio, confermandoci nelle nostre regioni, far sì che la Lega sia un alleato leale e che mantiene la serenità di coalizione necessaria. Governo di cui ancora Salvini si dice contento, non chiudendo però completamente la porta a un'ipotesi di ritorno al Viminale. Piantedosi è un amico, è un servitore dello Stato, poi ovviamente un tecnico. Parleremo di tutto con tutti. Questo è l'articolo di Sara Bettoni e Fausta Chiesa sul Corriere, ma subito sotto ci sono anche le domande e le risposte, ragazzi. Dai, ne vale la pena. Come funzionano i mini reattori SMR e in quanto tempo vengono realizzati? Ogni impianto costa circa 2 miliardi. Le domande: quando l'Italia ha deciso di tornare al nucleare?
Quale forma di nucleare utilizzeremo? Il governo ha precisato che non torneranno le grandi centrali, ma saranno piccoli reattori di nuova generazione come gli Small Modular Reactor e gli Advanced Modular Reaction. Che cosa sono? Sono reattori in cui avviene una reazione nucleare basata sulla tecnologia esistente, terza generazione o terza generazione avanzata, ma sono di taglia più piccola. Hanno una potenza fino a 400 megawatt, una centrale moderna in genere ha una potenza media di 1200-1600 megawatt. Quale tipo di combustibile utilizzano? Uranio oppure uranio e plutonio come il nucleare utilizzato nelle grandi centrali. Qual è il vantaggio? Sono reattori molto compatti che occupano meno suolo e richiedono meno acqua per il raffreddamento, sono in grado di resistere ai venti estremi, sono modulari e quindi hanno tempo di costruzione più veloce. Quanto costa un reattore SMR? Circa 2 miliardi, ma naturalmente il prezzo è indicativo. Chi li produce? Sono SMR tipo avanzato, sono già prodotti in funzione da anni in Russia e in Cina. Quindi Russia e Cina. Bisogna bussare de chi o de là. In Occidente saranno in costruzione nei prossimi anni in Canada, USA e Gran Bretagna, in fase di progettazione anche in Francia e pure in Italia. Gli Advanced Modular Reaction sono invece reattori avanzati che si basano su tecnologie di quarta generazione, utilizzano nuovi sistemi di raffreddamento, non l'acqua, ma per esempio il piombo liquido, e combustibili innovativi che possono anche essere i rifiuti radioattivi delle vecchie centrali. Quali tecnologie utilizzeremo in Italia? Non è ancora possibile dare una risposta perché le diverse tecnologie non sono ancora tutte disponibili. Proprio per studiare e comparare le tecnologie è stata annunciata una nuova società a guida Enel. Quando avremo i primi reattori in Italia? La data non è ancora prevista, indica i primi anni del 2030 il governo. Queste le domande e le risposte nel paginone. Rendiamo grazie, poi la scusa era anche parlare naturalmente di politica, a pagina 12 del Corriere, che, cioè, ma tu vai sul Corriere Semi, poi non ne esci più. Vabbè, ma vi dico la verità, oggi si sono chiuse le urne ieri sera a Monfalcone e in altre città del Friuli, sono state le elezioni amministrative e oggi sapremo chi ha vinto. A Monfalcone, soprattutto a Monfalcone, perché, lo scrive il Corriere a pagina 15, proclami, dubbi ed elettrici velate, cosa devo dire? È scritto così. Monfalcone debutta la lista islamica. Odio contro di noi, Allah, dice il capolista, ma altri immigrati dicono non ci rappresentano. Oggi i risultati, bada ben, stamattina lo spoglio e siamo tutti nervosi, capire, sì, vince per forza il centrodestra, sempre... Ma questo è un imbroglio, no è la legge, mia moglie votare, me l'ha detto il cartello, Sharif l'Islam si è portato tutto quel che serve, i documenti, l'impegno, la signora, nell'androne dell'oratorio San Michele si scalda, un giovane poliziotto lo calma, allunga l'indice sulla porta a vetro, il disegno di un niqab barrato e 11 parolette, traduzione trilingue, per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso con volto coperto, e lo hanno messo all'entrata del seggio a Monfalcone. Prima dello spoglio delle schede serve lo spoglio del velo, altrimenti l'elettrice velata faccia buon viso e resti sotto la pioggia ad aspettare in silenzio. L'Italia prima o poi sarà anche plurale, ma il voto di Sharif oggi è single, scrive il Corriere. Quante divisioni ha l'imam? Per la prima volta in Italia, nella città con la più alta percentuale di immigrati, un partito islamico si presenta alle urne. Si chiama Italia Plurale, IP. Ha nel serbatoio, fanno gli spiritosi, poppa, 7.982 elettori stranieri, il 34% e solo qualche pallida speranza di eleggere sindaco il suo leader, l'ingegnere Bauconate, venuto dal Senegal, laureato a Trieste, già assessore, sì, ma del centro-sinistra. Buone invece le probabilità di essere la piccola novità politica di Monfalcone e dei 10.000 bangladesi, romeni, balcanici saliti per la Balkan Route, qui delocalizzati a costruire le più grandi navi del mondo per Fincantieri, e
e infine, diventati ormai un monfalconese su 3, decisi a navigare nella politica nostrana. Noi corriamo per vincere, dice il capolista Jairul Islam, 55 anni, ma in ogni caso andrà bene, siamo riusciti a raccogliere le firme, a fare una lista con 18 nomi, prima non ci pensavamo proprio, è stata la politica di odio contro di noi a unirci. Capito? È come noi che abbiamo messo le fascette ai violentatori, e poi loro hanno rotto tutto il centro. Sono sicuro che Monfalcone sarà un esempio anche per gli immigrati da altre città. Gulp, Italia plurale diventerà un simbolo. Gasp, Fratelli d'Islam, il nuovo partito è fiutato, scrutato, temuto, fiutato, scrutato, temuto, fiutato, Sì, balbetto, perché faccio fatica a proseguire, ma vai Sammy, vai, fatti coraggio, come falchi dal monte. Falchi dal Monte, scrive così, l'uomo del monte, Falchi dal Monte. Nell'ultima settimana di campagna elettorale si sono fiondati a comiziare i Gasparri e le Schlein. Sull'Isonzo Salvini ha giurato di non lasciare loro neanche mezzo metro quadro. Perfino il redditivo Abubakar Sumaoro è andato a cercare voti porta a porta con gli islamici. A Monfalcone c'è di che lucrare. Politicamente si intende, il più grande negozio d'alimentari è Bismillah. Si dice così, no? E poi, che idea! Dove erano i bancomat? Fioriscono i money transfer. La stampella di Enrico Totti è rimpiazzata dagli spiedoni dell'Istanbul Kebab. E Corso Garibaldi è l'indirizzo del nuovo risorgimento musulmano. 5 vetrine con la faccia di Conate, sigillate nella diffidenza verso i giornalisti che scrivete un sacco di bugie su di noi. Pugni in tasca, e si capisce, il cantiere dell'immigrazione in questi anni è passato per gli stress test dell'ex sindaca leghista Nacisint, una che ha chiuso le moschee abusive, vietato il bagno alle donne vestite, tolto le panchine ai clandestini, ed è finita sull'Economist, sul Financial Times, quando ai Bangla proibì pure di giocare a cricket nei giardini comunali. A parte la Lega, dice Jairul, destra o sinistra per noi è lo stesso. A parte la Lega, lo siamo diversi, chissà perché, purché diano un futuro ai nostri giovani. I miei figli non restano qui, sono pronti a emigrare un'altra volta a Londra, dove c'è lavoro. A Londra. Nei 2 centri islamici della città, uno sfrattato dai locali di un vecchio supermarket che i musulmani si erano risistemati con 350.000 euro di colletta. Azzolina, ragazzi, questi te l'ho detto che i soldi li tirano fuori. Si fa propaganda soft. Io con la politica ho già dato e amareggiato il vice imam Rajuak. La Cisint ci aveva promesso di risolvere i nostri problemi e invece puff, ci ha chiuso la moschea. Puff, dico io, puff dite voi. Non vogliono più saperne. Puff, aumentiamo ancora il puff. In lista ci sono anche 6 donne. Quella al secondo posto è Linda Khan, graziosa ragazza di 26 anni, ma per parlarle occorre prima il consenso del partito. Pensavo del marito, del partito c'è scritto. Oh! Tanta rigidità non piace a tutti, molti immigrati sono divisi. Io non li voto, spiega Lofti, capocantiere tunisino che non ama molto i subsahariani. Si odiano tra di loro, sono razzisti anche tra di loro. Perché dovrei farmi rappresentare da un africano? È giusto, è giusto. Hanno aperto la loro sede un anno fa, racconta il barista di fronte, ma qui non hanno mai messo piede. E perché? Perché io e mia moglie veniamo dalle Mauritius, eppure ci sentiamo friulani. Ci piacciono il maiale, il sauvignon, e questa storia no, non vogliono bersela, signori. Paginone oggi sul Corriere, e giustamente ne devo rendere atto al Corriere, che parla anche di rimpatri, ma adesso andiamo a cercare su un altro giornale. Per l'Unione Europea anche Egitto e Bangladesh sono paesi sicuri. La bozza dell'elenco stilata dalla Commissione, ci sono Colombia, Tunisia, Marocco, India e Kosovo. Che ne pensate? Dai, ditemi la vostra. 340 6709
659. Il Corriere chiaramente mi tenta ulteriormente con basta gay pride, sì tra le proteste alla legge di Orban, ma lo ritroviamo su altri quotidiani. C'è però l'intervista al ministro Giuli, che non hanno altri giornali. Io in missione per la destra? La cultura non vive di egemonie, i meme sull'infosfera ci stanno, Crozza mi rende più giovane. Il ministro Alessandro Giuli, Musk non mi spaventa, mi affascina, sta per arrivarmi la tessera Platinum di Fratelli d'Italia. Chiaramente, se ci capite qualcosa, scherzo, no? Ci sarà una traduzione, i sottotitoli dei titoli, il ministro Giuli quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Oh, mi state riempiendo di WhatsApp e vi ringrazio, tra poco li leggo. È 340 6709 659 nella non rassegna stampa di Sammy Varin. Assolutamente siete voi veri editorialisti, anzi, oltre alla meditazione scrivetemi anche il titolo, no? Così l'occhiello, e così facciamo un quotidiano anche noi. Il Fatto Quotidiano, Visibilia pagava gli abusi nella villa di Sant'Anché. Ancora ministra, e noi diciamo ancora la Sant'Anché. Signori, è il Fatto Quotidiano. I lavori a Pietrasanta nella casa del figlio, oltre 130.000 euro, le spese per la serra illecita scaricate sulla SRL poi fallita. L'impresario mi deve 150.000 euro, faccia tosta così mai vista. Il Fatto Quotidiano prosegue per la sua strada e io mi tuffo sul quotidiano Il Giornale. Svolta europea sui rimpatri. Titolo principale: emergenza immigrazione. La bozza sui paesi sicuri smentisce i giudici italiani. Ma si parla anche dell'ex braccio destro del CAV, eventi segreti, buoni consigli in 90 anni di Gianni Letta. Si parla anche di traghetti, scandalo biglietti gratis ai magistrati scrocconi. Nuovo filone d'inchiesta sui traghetti di Tirrenia, biglietti gratis a magistrati e militari, viaggi offerti in cambio di un'attenuazione dei controlli, 40 indagati. Andiamo subito all'interno del quotidiano Il Giornale. Sto per entrare, aspetta un po', eccomi qua. Migranti, vince l'Italia sui paesi sicuri. Felice Manti. E ora chi lo dice alle toghe rosse? Mamma mia, non oso pensarci. La lista UE dei paesi sicuri dove è possibile rimpatriare con procedura accelerata i migranti salvati nel Mediterraneo. Accidenti a sto termine che abbiamo inserito, non riusciamo più a togliercelo dalle nostre navi militari, combacia quasi del tutto con quella stilata dal governo del decreto flussi. Sconfessate clamorosamente le sentenze della giurisprudenza creativa che hanno vanificato il piano anticlandestini del governo. Ci sono anche Egitto e Bangladesh, i due paesi che secondo le sentenze fotocopia di corti d'appello e sezioni immigrazione non sono abbastanza sicuri da rimandare indietro dei richiedenti asilo che non hanno diritto al permesso di soggiorno, così da sabotare il protocollo Albania, l'accordo con Tirana per i rimpatri accelerati, su cui la Commissione europea vuole costruire il nuovo piano asilo e migrazione che entrerà in vigore nel 2026. Nella lista con i 7 paesi distribuita agli Stati membri nelle prossime ore c'è anche la Tunisia, il Marocco, la Colombia, l'India e il Kosovo. Sono tutti paesi sicuri. Sarebbe un vero e proprio cortocircuito per le sinistre, le toghe politicizzate impegnate in questi mesi a smantellare le politiche migratorie del governo facendosi scudo con il diritto europeo. Contesteranno anche la lista dell'Unione Europea per non convalidare i trattenimenti dei migranti in Albania? Si chiede la responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia Chelani. Nei mesi scorsi il presidente della Commissione Europea von der Leyen l'aveva promesso: entro giugno faremo una lista comune di paesi con i quali applicare la nuova direttiva sui rimpatri varata a marzo dalla Commissione europea. Il concetto di paese d'origine sicuro varrà per tutti e 27 i paesi membri e darà linee guida uniformi per sostenere soluzioni innovative.
innovative. L'obiettivo è provare a replicare il modello Italia-Albania degli hotspot extra UE, dove gestire le domande d'asilo e i rimpatri di chi non ha diritto. Ci sarebbero interlocuzioni in corso tra alcuni paesi dei Balcani come Bosnia, Montenegro del Nord, ma anche dei return hubs fuori dall'Europa 27, dove realizzare dei CPR per allontanare definitivamente dal territorio europeo i clandestini su cui pende un decreto d'espulsione, più o meno quello che l'Italia sta cercando di fare proprio a Schengen e Giadè, i due hotspot in Albania. Chiaramente questo è il quotidiano Il Giornale e di questo ancora non parlano i quotidiani degli amici piddini. Torneremo in argomento, signore e signori, ma è tempo di pausa. Adesso c'è Acerbis, c'è il Meteo, c'è la canzone indipendente e attenti alla canzone indipendente di oggi, ragazzi. Torna a grande richiesta Piero Montanaro con un pezzo stupendo dal titolo Gipo, la libera versione in lingua piemontese dell'inno della Catalogna, signori. Si canta l'estaca e si parla del palo, già, l'estaca è il palo e lo tiriamo di qua e di là e prima o poi questo palo che sempre più marcio si staccherà, si romperà. Ricordiamo che sabato scorso erano 41 anni di Lega, ma di questo parliamo tra poco. Preparatevi, dopo la pubblicità arriva davvero un pezzone. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Almeno mezza Italia è ostaggio del maltempo, provocato da un vortice ciclonico. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata piogge diffuse al nord, nonché su buona parte del centro, specie il versante tirrenico. Maggiori schiarite e tempo più asciutto altrove, in particolare al sud. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni potranno interessare le regioni settentrionali, ma anche Toscana, Umbria e Alto Lazio. Meglio sui restanti settori, venti forti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno,
al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio a Cerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio a Cerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotato l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Se te lo tiri fuori da qui e mi lo tiro fuori da là, sicur cadroca, casca, tomba e noi torniamo a libertà. È un po' il senso di questa nuova canzone che ho voluto dedicare a Gipo Farassino, cantautore piemontese ma anche personaggio importante della Lega Nord per quanto riguarda la politica. E su iniziativa, su input dell'onorevole Riccardo Molinari, ho fatto questo adattamento a L'Estaca, che è stato l'inno della Catalogna, ma anche di tante altre nazioni in cerca di libertà, come ad esempio la Polonia al tempo di Solidarnosc. Ebbene, Cerea a tutti da parte di Piero Montanaro e un caro saluto a tutti gli amici miei. Grazie Sammy per questa opportunità, un abbraccio caro e mi raccomando, richiedete le canzoni nelle nostre lingue regionali, nelle nostre lingue ancestrali. Piemontese Nimadur. Ciao a tutti!
Storico inno della Catalogna, l'estaca, il palo, quel palo che se lo tiri di qua, di là, ormai è mezzo marcio, riusciremo a tirarlo giù. E che cosa rappresenta questo palo? Il centralismo, il marcio che c'è nella nostra Italia. Signori, canzoni che fanno pensare. Piero Montanaro è cantautore, presentatore su Telecupole, editore, produttore, autore e pure nonno, amico storico di Semivarine, di Radio Libertà, di Radio RPL, di Radio Padania Libera e cantautore molto conosciuto in Piemonte. Piero Montanaro ha fatto questa particolare versione dell'estaca di questo inno e l'ha chiamato Gipo. Ma si potrebbe chiamare forse anche Umberto? Non lo so. Esperimenti musicali. Non è ancora apparso da nessuna parte. Nessuno ce l'ha. Non c'è ancora su nessuno store. Prossimamente, chissà, Piero Montanaro è felice di averlo proposto a voi, ascoltatori di Radio Libertà. Sono le 8:42. Buongiorno. Sì, lo sapete, ogni mezz'ora io leggo i vostri WhatsApp, mando in onda un pezzo indipendente e mai più indipendente di questo non poteva esserci. Leggiamo qualcosina, vediamo che cosa ci scrivono gli ascoltatori. Ci rendiamo conto di che pericolosità è per noi Zelensky? La notizia che gli ucraini hanno fatto trapelare che nella chiesa bombardata dai russi insieme ai fedeli c'erano un drappello di militari ucraini è vera? Se è vera come pare essere, è Zelensky responsabile, non Putin. Questo idiota ucraino vuole portare l'Europa in guerra. Non è evidente? Perché i politici non vogliono ammetterlo? Dai Sammy, pensa che fortuna che hai una bella centrale nucleare sotto casa, non è male, siete i soliti fortunati. Francesco, io sono contento se ci mettono una centrale nucleare qua a Milano, chissà mai che non vada più via la corrente, ragazzi, ma lo sapete che ci sono alcuni quartieri, tra cui questo, dove almeno una volta al mese va via la corrente senza motivo, Ciao Sammy, in Odessa, Ucraina di Zelensky, i giovani vengono catturati per strada e spediti in prima linea contro la loro volontà. Chi cerca di protestare e aiutarli viene bloccato e pestato dalla polizia che sostiene i commissari militari sgherri del regime dediti alla mobilitazione forzata. Questo avviene nella brutale e disumana dittatura ucronazista che i vostri media italioti e i politicanti occidentali stanno spacciando per baluardo di libertà e democrazia, tempio dei politicanti europei. E ancora, ma se dobbiamo fare la guerra alla Russia nel 2030, le centrali atomiche a cosa serviranno? Dai, non mettere troppo le mani avanti. Buongiorno, mi chiedo, visto che le donne islamiche non possono uscire e visto che non parlano italiano, come possono votare, visto che non lo leggono? Brava Clara, bella meditazione. Probabilmente sarà il marito a votare per loro. C'è anche un messaggio audio, sentiamolo. Ciao, sono Walter. Quella. Mi ha lasciato lì la notizia dei baristi, marito e moglie, che dalle Maldive sono andati a Monfalcone per gestire un'attività economica. Volevo chiedere se si può fare cambio, cioè far venire qua delle persone delle Maldive e volontariamente qualcuno di qua andare là da Mi offro. Se è possibile, fammi sapere. Una bella rassegna stampa condotta da Sammy Varin dalle Maldive. Oh, lo facciamo. Io e Francesco assolutamente. Beh, io già che sono vendo qualcosa al bar. Ormai Del Debbio l'abbiamo perso. A sentirlo la sera coi suoi ospiti quasi tutti di sinistra non lo sopporto più. Ha vinto la cadrega. Buondì Sammy, siamo all'inizio della fine della nostra storia italiana. Quello, come siete ottimisti. Si fanno leggi per fermare la cittadinanza per dare ai nostri parenti con il nostro stesso DNA, ma a questi qui tutto è permesso. Ci attendono grane grosse, ci scrive Monica, ottimista più che mai. Forse non ha capito quel criminale di Zelensky che la guerra è guerra? Non lo cacciano gli ucraini? Si chiede Gian. Dostoevsky. La tolleranza arriverà a un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli, ci scrive Antonia. Dai, ci rituffiamo sui quotidiani, signori. Dove vado? Vado sul Tempo. Oggi Landini frega il conte Mash
Perché questo titolo? Perché il leader CGIL si prende la scena e va in tour per il referendum. Già, ne abbiamo parlato proprio ieri, signori, è in arrivo il referendum. Non lo sapete? Preferiamo che non lo sappiate, perché il rischio è che qualcuno lo voti, che ritiri la scheda. Mentre i due litiganti, Schlein e Conte, si sfidano per sottrarsi voti a sinistra, il sindacalista si prepara a comandare. Ci vede bene oggi il quotidiano Il Tempo e devo dire anche all'interno è molto chiaro. Eccomi qua. Amici miei, a proposito di Piero Montanaro che abbiamo sentito prima, uno degli storici pezzi di Montanaro, parla di amici. Così Landini frega il conte Mascelli. Il leader della CGIL detta la linea sui referendum. Giuseppi e Schlein si accodano. Mentre PD e 5 Stelle si sfidano per sottrarsi voti, il sindacalista si prepara a comandare, scrive Aldo Rosati. Tra i due litiganti il terzo gode, celebre libretto goldoniano, ma anche saggezza popolare, che spesso si trasforma in una regola politica quasi matematica. Come nel film andato in onda ieri Tra i palazzi della politica romana, un grande protagonista che detta la linea e due fedeli esecutori che chiamano a raccolta e la mettono in pratica. I titoli della locandina sono tutti per Maurizio Landini, segretario della CGIL che ha lanciato il referendum. Più in piccolo sfilano i nomi degli attori minori, Ellis Schlein e Giuseppe Conte, ovvero i due sfidanti di un braccio di ferro snervante che dura da mesi, con una certezza o un fil rouge che accompagnerà le scene finali del film. Se sarà campo largo, le idee e la leadership saranno curate dal numero 1 di Corso Italia, che prima raggiunge il Nazareno per ricevere l'abbraccio della segretaria del PD. Siamo felici di contribuire a questa sfida, di utilizzare tutte le nostre articolazioni territoriali per dare una mano a portare le persone a votare e convincerle che c'è sempre un buon motivo per andare a partecipare, dice Ellis Lane. E per essere ancora più chiara, aggiunge: questi referendum ci danno l'occasione per farlo, di dire la nostra con un voto, di cambiare e migliorare concretamente la qualità della vita delle persone, e su questo invitiamo tutti a fare. Qui mi fermo perché non voglio esagerare, se no vi convinco ad andare a votare il referendum, perché c'è anche quello sulla cittadinanza, chiaramente, che magari potrebbe piacere anche a qualcuno del centrodestra. Sto male, no, non posso pensarlo neanche per un istante. Vi prego, aiutatemi con i vostri messaggi. 34067 09659. C'è qualcuno di Forza Italia che firmerà il referendum? Da 10 a 5 anni la cittadinanza italiana, signore e signori, siate felici. Per fortuna che c'è Viola, canzone di Celentano, ma anche il nome della virostar Viola, che scarica il PD dicendo: non mi candido in Veneto. La virologa ha detto no ai Dem che la volevano come governatrice nel nord-est. Ora la palla torna al Nazareno, che dovrà ricominciare la ricerca di un candidato. Resterò una scienziata, auguro tutto il meglio ai candidati su alcuni temi specifici, rimango a disposizione. Ok, si cerca il candidato per vincere al posto di Zaia. Stiamo parlando di PD. A proposito di PD, sempre sul Tempo, ricco, micifico, il giorno della liberazione. È già business, 25 aprile. La sinistra ci ruba la festa, i partigiani si dividono. 3 giorni di celebrazioni monocolore nella capitale, esclusi tutti gli intellettuali di destra, spazio solo ai Dem. Intervista a Roberto Volpetti: non è la festa dei comunisti, ma di chi lottò per la libertà. Il presidente dell'associazione Partigiani Osopo Friuli, meno male, la dice diversa. Vi furono cattolici, liberali, azionisti e garibaldini. Ne parla quest'oggi il quotidiano Il Tempo, che, come vi dicevo, è l'unico che parla della rivolta dei clandestini, quei bravi stupratori con le fascette. Appena le fascette gliele hanno tolte, hanno rotto il nuovo centro in Albania e il PD li rivuole in Italia. Vado avanti? Vi interessa? L'Unione Europea spende 10 milioni per finanziare il progetto del Corano europeo.
Corano europeo, ve lo dico così, mi piace. Corano europeo. Così il Consiglio della ricerca propaganda libro sacro dell'Islam, Sardone della Lega, sconcertante spreco, il Corano europeo. Che poi, insomma, non pensi che ci sarà un cortocircuito con questi islamici, Perché qua in Italia, lo sai, essere gay è bello, è moda, è trendy, ma come reagiranno questi islamici? Beh, te lo dico subito, uno di questi, sì, mi ha scritto ieri sera. Tu dici, Sammy Varin, adesso hai anche rapporti con islamici? Ma certo, non carnali, ci mancherebbe, ma ho tanti ascoltatori che sentono la mia rassegna stampa, islamici che mi amano, ma che mi odiano. Sì, sono lesbia di cognome. Oh, vi faccio sentire che cosa mi ha telefonato, un messaggio audio, il mio amico Mustafa, che venne anche un po' di anni fa qui a Radio Libertà, ci chiamavamo Radio Padania Libera e avevamo parecchi scontri radiofonici e non soltanto. A proposito di cortocircuito, se dovesse vincere il partito islamico a Monfalcone non ci sarà più neanche un gay, chiaramente, scappano via tutti nel paese di fianco. Senti qua. Buonasera fratello Sammy, Fratello. come stai? È tanto che non ci sentiamo. Mi chiama Noi fratello. non diffidiamo gay, froci, lesbiche, però nella religione musulmana è un peccato, vedi, peccati gravissimo. E poi nella Costituzione di tutti i paesi musulmani è un reato gravissimo, Ecco. punito per carcere, scusa. Ecco. Non può essere un maschio con maschio, una donna con una donna. Insomma. Dio ci ha creato maschio e femmina per creare... Ma tu sei della Lega. Come si chiama? Sposarsi e fare i figli, Sei un capito? leghista. Invece così, se maschio con maschio e femmina con femmina, Mustafa, vota andiamo in Lega. via distinzione, fra 20 anni non sarà più nessuno Guarda italiano, che il nessuno PD, al mondo. il PD li No, difende. è contro natura. Il PD li Neanche gli animali difende. non vanno maschi con maschi e femmine con femmine. Dio ci ha dato il cervello, ci ha dato per pensare e non usiamo... No, Bravo. assolutamente sbagliato. Bravo Se Mustafa. la sinistra è così non c'entra niente. E non So c'entra che voi niente. usate questo qua soltanto come Sì. una... come si chiama, scaricabarile sulla sinistra, perché parlaci e quanti tu. frosci della destra ci sono? La Anche da voi slime leghisti, quanti frosci diamo? Basta vedere mi in sembra giro. abbia dei gusti diversi Non la è solo la slime. sinistra, anche la destra, Anche soprattutto più destra che sinistra, perché quasi tutti i ricchi del mondo sono frosci. Sono E la maggioranza di ricchi sono della destra. ricchi Ti froci che saluto, non siete Sammy. altro. Sai che userai questo audio per metterlo nella tua trasmissione? Ma è Va chiaro, bene, fallo scusa, pure. è logico. Grazie Mustafa. Ho capito, se vince il partito islamico non ci sarà più un gay, una lesbica in tutto il paese. Vi viene la tentazione, non scherzate. 3406709 vedete che avere un fratello islamico che ti scrive la sera tarda serve perché ti racconta cose che poi sui giornali non le dicono mica queste cose. Ma guarda, chissà come vai. Sì, il quotidiano Il Tempo vi parla anche dei troppi abusi nelle offerte quando andate in chiesa. Arriva la stretta sulle messe, la chiesa non è una dogana, la regola di Francesco: per le cerimonie collettive basterà una sola offerta, stop a richieste di denaro per celebrare i sacramenti. L'obiettivo è evitare il pericolo della commercializzazione delle cose sacre. Un decreto che entrerà in vigore il 20 aprile. C'è un paginone di Francesco Capozza oggi proprio sul quotidiano Il Tempo. Che abbandoniamo, signore e signori, sono sempre di corsa, ma c'è Repubblica. Scusami, per par condicio, in prima pagina, dazi, l'offerta a Trump dell'Europa, il commissario UE Sefcovic, web tax congelata, più acquisti di gas e niente asse con la Cina, il presidente USA che dice possibile esenzione su auto.
La Casa Bianca dopo la strage, la guerra colpa di Zelensky, Donald Trump attacca Zelensky l'indomani della strage della Domenica delle Palme a Sumi, il leader ucraino e Biden hanno fatto un lavoro orribile consentendo che questa guerra scoppiasse, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. Non si batte con chi è 20 volte più grande di te. Solo in un secondo momento chiama in causa anche Vladimir Putin, affermando che la colpa è di tutti e sul raid missilistico russo mi è stato detto che hanno commesso un errore. Così Repubblica, che parla naturalmente delle Spice Girl in orbita e poi il bacio sulla terra, ma soprattutto è nelle sue corde l'Ungheria senza diritti, Orbán vieta il Pride per legge. Il Parlamento ungherese approva un emendamento alla Costituzione che restringe le libertà civili e i diritti umani. La norma riconosce soltanto due generi, l'uomo e la donna, e vieta i Pride, togliendo così la possibilità di manifestare per i diritti delle persone LGBTQ+. Proteggiamo lo sviluppo dei bambini. In Ungheria il buonsenso conta, commenta il premier Orbán. Proteste in piazza a Budapest. E qui naturalmente io entro all'interno per farvi vedere l'articolone, eccolo qua, Orbán stretta sui diritti LGBTQ+, in Ungheria vietato il Pride. Il Parlamento ha approvato anche il riconoscimento di soli due generi, mica 50 o 60, uomo e donna, proteste a Budapest. Viktor Orbán, scrive Tonia Mastrobuoni, ha scolpito nella Costituzione il bando dei Pride, il divieto di manifestare per i diritti delle persone LGBTQ+, e intende cancellare i diritti delle persone transgender o non binarie. Budapest riconoscerà d'ora in poi soltanto due generi, uomo e donna. L'Ungheria scende così un altro gradino verso l'inferno delle autocrazie repressive e si avvicina sempre più al suo idolo conclamato, Vladimir Putin. Con la legge approvata ieri, Budapest introduce il divieto di scendere in piazza tipico dei regimi fascisti. E qua mi fermo, ma chiaramente se è di vostro interesse, pagina 14 del quotidiano Repubblica, che si occupa anche in modo più gentile rispetto ad altri giornali dei biglietti gratis a giudici ufficiali, la traghettopoli della Tirrenia, scrive pagina 23 Repubblica. Genova, 40 indagati per corruzione, tra cui il figlio dell'armatore onorato. La procura ipotizza favori in cambio di ticket da parte di ammiragli e forze dell'ordine. Tutto è iniziato dai controlli della Capitaneria e della Finanza sulle navi che sarebbero state prive dei requisiti per le emissioni dei fumi. Quindi hanno fatto qualche controllino e bada ben. Sì, sto per fermarmi, ma prima... c'è la verità, eccola qua. L'Unione Europea dirotta sul Corano i fondi per la tecnologia. È per quello che mi ha scritto Mustafa ieri sera. Così Bruxelles vuole colmare il gap con gli Stati Uniti. Quasi 10 milioni per dimostrare l'influenza del libro islamico su cultura e religioni europee. Studio affidato pure a un professore vicino ai fratelli musulmani. Quelli bravi. Interrogazione finanziata la riscrittura ideologica della storia. Moschee, utero in affitto, migranti, sulla stampa la caricatura dei cattolici. Questi i titoli principali sulla Verità, che parla anche di Aponte, l'italiano che strappa i porti ai cinesi. L'armatore insieme a BlackRock sta perfezionando l'acquisto di 43 terminal, tra i quali anche quelli di Panama, un affare da 23 miliardi poco gradito a Pechino, che nel frattempo blocca l'export di terre rare, stringe alleanze in Oriente e si prepara a invaderci con prodotti alimentari spesso contraffatti o addirittura pericolosi. In centropagina sulla Verità ha arrestato l'uomo che sussurrava ai Dem. Caso Equalize, in manette l'imprenditore Lorenzo Sbraccia, cliente degli spioni. Prima di morire, come anticipato dalla Verità, il superpoliziotto Gallo l'aveva collegato ai big della sinistra, Boccia, Legnini, Renzi. Questo ed altro sul quotidiano La Verità, che scrive infine priorità di sinistra, cognomi e vie
al femminile. Franceschini e Repubblica dettano l'agenda, ma l'Eurispes lancia l'allarme sui maschi. Questo ed altro, ma veramente molto altro, soltanto sul quotidiano che fa riferimento anche a tutti noi, dobbiamo dirlo. Ci fermiamo certamente, c'è la pausa, c'è una canzone di Vict and the Doctors of Jive, eccola qua. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705. Ripeto, 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ciao, sono Vic dei Doctors of Jive. Potere alla musica. Un grande abbraccio a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e soprattutto al grande mitico Sammy Varin. Vi dedico una bella canzone scritta da noi circa quasi una decina di anni fa. Il pezzo si intitola Il solito drink, dedicata a tutti voi. Un abbraccio e sempre potere al popolo.
Sono i Weekend Doctors of Jive, ritmo, fiati, voce, se vi piace il genere swing di questa orchestra dagli inconfondibile ritmo shuffle degli inediti e delle rivisitazioni, beh, cercate Vic con la K and the Doctors of Jive. Semplicemente su YouTube trovate tutto quello che hanno fatto e si balla, o semplicemente in casa si fa un po' più d'allegria, dai. 8 minuti dopo le 9, buongiorno, Sammy Varin, rassegna stampa, Potere al Popolo arriva dopo, naturalmente dalle 11 a mezzogiorno. Oggi ci collegheremo con un gazebo della Lega in quel di Aosta, Valle d'Aosta, mentre sul Corriere si apre con il polverone di cui vi dicevo prima e che stiamo attentamente evitando. Trump attacca Zelensky, la guerra colpa tua e di Biden, e Zelensky che dice rischio conflitto mondiale. Intanto Berlino apre all'invio dei supermissili Taurus in Ucraina e la Russia torna alle minacce statene fuori. Dal Corriere a Repubblica, che apre anche qua, Trump a sorpresa apre a un rinvio delle tariffe sull'automotive e insiste agiremo sui farmaci e sui chip, ma noi svolazziamo da altre parti, perché te l'ho detto, io cerco di fare qualcosa di alternativo rispetto alle altre radio e magari ci sono anche altre notizie che vi possono interessare. Sì, sulla Verità, ad esempio, è se la Berlino Green sopravvive con il carbone, la D di Eni Descalzi squarcia l'ipocrisia della Germania che catechizza sulla transizione verde ma produce il 26% della sua energia coi combustibili fossili. Poi sferza chi esalta le rinnovabili per partito preso. Le loro soluzioni sono imbevute di ideologia. E i costi? Punto di domanda. Già, se ne è parlato proprio ieri e guarda qua sul quotidiano La Verità, avanti tutta sul nucleare pulito, così abbasseremo le bollette. Salvini insiste, entro il 2032 il primo impianto in Italia potrebbe sorgere a Milano. Ne parla il quotidiano La Verità con Sergio Giraldo, uno dei pochi quotidiani che oggi parla di questa svolta importante che l'Italia vuole portare avanti. Il nucleare, chiaramente, signori, avete una radio, usatela. Cosa ne pensate? Siete d'accordo? Centralina mini reattore nucleare vicino a casa? Sì o no? 340 67 09 659. Oh, no scherzo, scrivetemi davvero su questo argomento. 340 67 09 659. Lo facciamo il reattorino vicino a casa, così magari ci si abbassa anche un po' il costo della corrente, non soltanto a noi ma anche al resto del paese. Punto di domanda. Dove vado? Vado sulla Stampa. Ucraina, Trump parla con Putin, ma soprattutto in centropagina le partigiane. E vai, dal Sudan al Veneto, 2 generazioni lontane di donne unite dalla stessa sensibilità. Gaia, angelo del Darfur, Paola la Parà della libertà. Se siete o vorreste essere partigiani, oggi assolutamente il quotidiano La Stampa è vostro. Peccato che io svolazzi subito e vado a pagina dove mi sono perso nella Stampa, che brutta morte. A pagina 8, la linea di Giorgetti sulle spese militari. Niente debito. Siamo già al 2%. Il titolare dell'economia aspetta di capire le richieste USA. No allo scostamento. Il dibattito sul MES potremmo ratificarlo, ma soltanto se cambia. Quindi Giorgetti è più fermo su questa posizione del 2%. La nostra posizione è la stessa, il MES così com'è non lo approviamo, serve un approccio nuovo. Il 2%, ricordiamo, è la percentuale di PIL in spese per la difesa, il vecchio obiettivo NATO raggiunto dall'Italia. Attenzione!
Nel Far West chi spara più veloce e più preciso vince. E quel Giancarlo Giorgetti non si può trasformare nel momento dei liberi tutti. Da settimane, di fronte alle pressioni, il ministro dell'economia predica calma. Lo fa con chi chiede di allentare le regole per spingere la concorrenza, ma anche con chi ha premuto per attivare subito uno scudo antidazi, ed è deciso a ribadirlo al partito dello scostamento, quello che nella grande partita che si gioca attorno alle manovre militari vorrebbe dare un calcio a rigore. L'Italia, dal suo punto di vista, è già arrivata al 2% di spesa per la difesa in rapporto al PIL e non ha bisogno di operazioni straordinarie per stanziare nuove risorse. Il titolare del Tesoro, secondo quanto filtra, è assolutamente contrario a rivedere la traiettoria di risanamento dei conti pubblici per finanziare il riarmo e ha chiuso la porta all'attivazione della clausola nazionale prevista dal progetto Riarm, che consentirebbe di escludere quelle spese dai vincoli del patto di stabilità. Bruxelles ha invitato i Paesi membri a comunicare l'adesione entro il 30 aprile, ma l'Italia non ha intenzione di rispondere. Così scrive a pagina 8 il quotidiano La Stampa, parla Giorgetti. Sempre sulla Stampa, referendum della CGIL, Landini a PD e 5 Stelle, impegnatevi di più. Lo sapete ormai, se non entra in politica tu dici c'è già. E poi ancora a pagina 19 della Stampa, la Stampa è di Torino, e che cosa titola la Stampa a pagina 19? Parlando degli occhi del Qatar, che ora, dopo essersi comprata i più bei grattacieli del centro di Milano, Qatar che vuole adesso il Palazzo del Lavoro di Torino. E allora il titolo più bello è L'Araba Torino. Mi fermo per farvi pensare. L'Araba Torino, gli occhi del Qatar sul Palazzo del Lavoro. A fine mese il Business Forum con protagonisti sauditi. La strategia del soft power. Dopo gli affari nel mondo dello sport, i paesi del Golfo puntano sulla cultura. E sai che se dici cultura, si drizzano le antennine del PD. Fa niente, se loro possono portare anche i terroristi, sono affari e business. E allora Ramadan, facciamo un Ramadan, tutti a festeggiare il Raftar, una tavolata lunga con sindaco, vice sindaco, soldi, facciamo tanti soldi. Sul tavolo non c'è solo il restauro del complesso, stiamo parlando appunto del Palazzo del Lavoro, ma la nascita di un polo dell'arte. Eccitatissimi i pidini sono pronti a guardare al Qatar. L'Araba Torino, il bel racconto di Giulia Zonca a pagina 19 del quotidiano La Stampa. Poi non ditemi che non ve l'avevamo detto. Dai, siamo sul Libero. Trump accusa tutti. 2 minuti, apro le linee. Bada ben, cominciate anche a telefonare se volete. 0292947222. Ditemi la vostra su questa cacchio di rassegna stampa. Vi è piaciuta o non vi è piaciuta? Avete goduto? Siete felici? Per niente. Libero. Trump accusa tutti. Il tycoon all'assalto? Sicuramente. Sicuro UE. Siluro UE, sei capace di leggere? Siluro UE, sulle toghe rosse, promossi i centri in Albania. Pietro Senaldi medita anche, certo, su tutta questa iperattività di Landini, perché Landini trema. Col referendum si gioca il futuro, ma abbiamo sentito da Amadori che le probabilità che si vinca il referendum con il quorum sono praticamente zero. Siamo sempre sul quotidiano Libero e a proposito di Libero è uno dei pochissimi che a pagina 7 parla del convegno che c'è stato ieri a Milano.
e che probabilmente vi trasmetteremo nelle prossime mattine. Lo sapete, il nostro condirettore Giulio Cainarca è in ferie, quindi lo spazio dalle 10, 10:30 alle 11 è libero, e questo convegno, dopo il congresso della Lega che si sta esaurendo tra oggi e domani, potrebbe trovare spazio un convegno sul nucleare. Cosa ha detto Salvini ieri a questo convegno? Ha detto nucleare in 7 anni. Ne parla a pagina 7 proprio, Quotidiano Libero, uno dei pochi che dà spazio a questo argomento oggi. E Descalzi attacca Berlino su Green Deal e carbone. Il vice premier dà la sveglia. Abbiamo un governo forte e capace di decidere, è un'occasione da non perdere. La DDN, basta ipocrisie, le rinnovabili da sole non bastano, abbiamo investito $500 miliardi, pronti nel 2027. Fabio Rubini racconta la giornata di ieri a Palazzo Pirelli. Matteo Salvini, mi piacerebbe che la prima centrale fosse realizzata a Milano. Descalzi, il nucleare dà costanza, il gas dà flessibilità e quindi possono modularsi. Sogin, per il nucleare siamo pronti a mettere a disposizione le nostre centrali. Già, le centrali smantellate come siti per metterci quelle nuove. Che ne pensate? 340 6709 659, ma anche 02 9294 7222. Apro le linee per chi mi ascolta in diretta e vuole dire il proprio pensiero. Mentre a pagina 12 di Libero parte il bonus da 1.000 euro per i nuovi nati del 2025. Per sostenere le nascite scese al minimo storico, il governo ha stanziato 700 milioni per 24 mesi, la misura per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro. Decreto legge sulle bollette, oggi la fiducia, quindi sono tutte buone notizie. E infine la violenza sulla undicenne, il maniaco e recidivo. Il patriarca di Venezia dice: possibile? La vicenda di Mestre, sconcerto del prelato, convalidato il fermo del 45enne, avrebbe seguito la bambina per poi molestarla. Era già stato condannato più volte per stupro, ma era libero. 029294 7222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Sono due linee, quella del Partito Musulmano Nascente e di Landini, che secondo me vanno via parallele, perché entrambe puntano ad avere una base su cui sviluppare la loro azione. Certo, il Partito Islamico è partito da Monfalcone, quindi non è a livello nazionale, però, come dicevi tu nei giorni scorsi anche, è praticamente una base di partenza. Loro sanno benissimo che cosa vogliono e dove vogliono andare. La domanda è quello che cosa facciamo noi. Noi sappiamo cosa vogliamo. Il PD si è già schierato, ma io lessi un libro molti anni fa, meno una decina, che diceva che a livello nazionale ed europeo ci sono già molti politici di sinistra che sotto mentite spoglie si sono già convertiti all'Islam. E quindi aiutano la loro, quella che è diventata la loro religione. E l'Europa, allora, a livello burocratico di controllo, cioè a livello politico, l'Europa si è già schierata. Noi lo vediamo con tutto quello che succede ormai da anni, le aperture verso l'Islam. Tu oggi hai portato l'esempio del Coran, dei soldi spesi a fondo di una creazione di un Corano europeo, mi viene da ridere. Ma ci sono stati anche quei pannelli pubblicitari con la ragazza col velo islamico, con sottoscritto la libertà, eccetera, eccetera. Tutto ciò che viene portato avanti a livello europeo è già pro-Islam, semplicemente perché lo vediamo nel piccolo, si stanno comprando tutto. Sono petromonarchie piccole dal punto di vista territoriale, che però hanno grandi fondi economici e quindi loro comprano tutto e noi, o come Europa, Occidente, eccetera, in nome degli affari semplicemente abbiamo svenduto la nostra anima. Quindi ragazzi, o il popolo si sveglia o davvero i tuoi figli, soprattutto tua figlia,
fra qualche anno forse sarà costretta a mettere il velo islamico. Io non ho figli da questo punto di vista, ma chi ce li ha dovrebbe preoccuparsi. Ciao Sammy e grazie. Grazie. Cominciamo a guardare su Temu, eccetera, quanto costa un bel burka. 0292947222, un Corano europeo. Però nessuno parla di questo cortocircuito, Mustafa, che vi ho trasmesso prima, che dice no, noi gay, lesbiche, non esiste, solo due sessi. La pensa come Orban. E allora i pedini che si fanno islamici, non c'è qualche cosa di strano? Sammy Varin è d'accordo sul Corano europeo? Un'eresia? Mica poi tanto. Chi c'è in linea? Pronto? Dando da Pioltello, Marco da Mantova mi è piaciuto, anche se non è vero che i pedini si stanno convertendo all'Islam, si stanno convertendo alla massoneria che pensa di addomesticare l'Islam come ha fatto con la Chiesa Cattolica. Per il resto, bravo Marco da Mantova, ma Sammy da Castelmagnago ma fa girare i bal con tutte le notizie che hai dato, compresa quella del bonus bebè, perché sappiamo benissimo che richiede la cittadinanza italiana, poi la CGIL farà ricorso e lo daranno i musulmani e i rom e compagnia cantante. Quindi sta politica del cazzo dei bonus, anche quello sulle bollette non si capisce bene a chi andrà, ma di sicuro non agli ascoltatori di Radio Libertà. Altre due cose veloci. Io sono almeno 10 anni, anzi forse anche di più, che rompo il cazzo tutto il centrodestra pioltellese, compresa la Lega, dicendo guarda che in alcuni quartieri multietnici che abbiamo qua ci sono anche gli evangelici, ci sono gli ortodossi, eccetera, eccetera. L'unico che mi cagava era un ragazzo cattolico che alle ultime comunali era riuscito a mettere in lista qualche cattolico terza mondiale, poi con la terza dose di vaccino è morto 2 giorni dopo per ictus, e quindi adesso non c'è più nessuno che ne capisca qualcosa con Pioltello. Ultima notizia che ti do: al confine fra il centro storico e Pioltello Nuova, in un'ex area dismessa dove le cooperative rosse hanno costruito un ecomostro, proprio di fronte alla casa dove è nata e cresciuta la mia povera amica Simona Malpezzi del PD, dopo che per parecchi anni il negozio sotto l'ecomostro è rimasto vuoto, ci ha aperto una grande macelleria islamica, 4-5 vetrine, praticamente un supermercato. Saranno contenti quelli che abitano lì di fronte, che magari una volta votavano Lega, il mio amico Stefano e qualcun altro, e che poi hanno votato il PD perché c'era in lista la Malpezzi. Ciao Sammy. Grazie. Dite la vostra, dai. 0292947222. Il più veloce entra in onda. Pronto? Pronto? Buongiorno Sammy. Senti, io vado un po' controcorrente e penso che tutto sommato molti ascoltatori mi daranno ragione. Io più del pericolo islamico temo il pericolo cinese. Guardate che i cinesi sono molto più furbi e subdoli. Mentre gli islamici sono pacchiani nelle loro manifestazioni, i cinesi te lo mettono in quel posto senza burro, presente Ultimo Tango a Parigi. Ieri hanno ammazzato 2 cinesi a Roma, un regolamento di bande tra di loro, a Prato si scannano tra di loro. Hanno una società parallela, è una società dura, impenetrabile, misteriosa, non si integrano. Va bene? Se uno va nella zona di Piazza Vittoria, cosa come a Milano, a Via Padova, ci stanno negozi cinesi a migliaia, completamente vuoti, e che la sera scaricano borsoni di soldi di milioni e milioni di euro. Sono i più grandi riciclatori del mondo. In più dietro hanno la dittatura comunista feroce che tiene sotto il tallone 1,5 miliardi di cinesi. Il vero pericolo non è l'Islam, sono i cinesi, che dietro il sorrisetto sì signore, cosa, la gentilezza, si nasconde una società dura, impenetrabile, feroce, con delle regole spietate. No, altro che Islam. Ragazzi, guardate, ieri ne hanno ammazzati 2 di cinesi per regolamenti di conti loro. A Prato si stanno scannando tra bande cinesi e ci sono stazioni della polizia comunista cinese illegale, va bene, questo provato da inchieste anche, in tutta Italia. Pensateci gente, pensateci, ciao. Grazie. 0292947222. Stiamo ascoltando i vostri pareri. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Buongiorno.
Ciao, mi dai del voi, va benissimo. Senti, Buongiorno. parlo dall'Araba Torino, no? Colgo l'occasione per salutare l'amico che ha chiamato prima, sempre puntuale, ogni tanto lo ascolto, molto critico, però diciamo che è una bella lotta, e come diciamo noi piemontesi, più per battere l'auto, cioè prendere uno per battere l'altro. Comunque ci sta anche. No, volevo dirti, ecco, ho capito perché hanno pulito attorno tutto il Palazzo del Lavoro. Sono passato l'altro giorno in macchina sfrecciando il Corso Unità d'Italia, dove sorge questa magnifica struttura che aveva progettato e realizzato l'architetto Nervi, e tempo fa era infestato, essendo inutilizzato da secoli, da erbacee e compagnia cantante. Improvvisamente ho detto, oh cavolo, stanno mettendolo a posto. In effetti hanno tolto le erbacee, quindi i lavori secondo me sono già iniziati. Ok? E seconda cosa ti volevo dire, l'inno di Renzo Montanaro si trova su YouTube o introvabile? Non c'è ancora al momento introvabile, però se me lo richiedi... Io ti chiedo scusa, so che me l'hai mandato come file via mail, gentilmente se me lo puoi rimandare, perché ahimè inavvertitamente l'ho cestinato. Ecco, riscrivimi però, perché effettivamente sennò poi non mi ricordo. Mi riscrivi la mail e io ti rispondo. E abuso della tua gentilezza. Ciao, comunque ragazzi. Vai tranquillo, grazie caro, e questo vale per tutti voi, chiaramente, voi piemontesi e non. Prima abbiamo trasmesso un bellissimo inno di Piero Montanaro intitolato Gipo, la versione piemontese di un inno storico della Catalogna, l'Estaca. Chi lo volesse ricevere può scrivere benissimo a sammy.varini@radiolibertà.net, glielo invio, oppure scrivere qui tramite WhatsApp al 340 6709 659. È una chicca fantastica che non ha nessuno, e diciamo che arriva dalla Lega, quella più vera del Piemonte, con il segretario Molinari, capogruppo della Lega, che ha avuto questa idea, e con il cantautore Piero Montanaro che l'ha portata avanti. Sì, me ne vado ricordando a tutti voi piemontesi appunto la notizia che campeggia solo sul quotidiano La Stampa, pagina 19, e che vi racconta dell'Araba Torino, e che il Qatar sta mettendo gli occhi sul Palazzo del Lavoro di Torino, ma non soltanto, perché si parla di cultura, e chiaramente se gli islamici portano cultura, e mentre dico cultura, chi mi guarda in TV vede che cenno sto facendo, soldi, danès, gay, eccetera, ma ben vengano i piddini torinesi, ma anche milanesi, bolognesi, romani, sono bravissimi a fare business coi soldi del Qatar. Poi chiaramente ci infiliamo dentro anche Ramadan, facciamo Rai, tutto, sì, tutto bene, va bene, soldi. Ci fermiamo. Ho esagerato anche oggi? Spero di sì, ma se vi è piaciuta la rassegna stampa io torno domani mattina alle 7:30, ma anche questa mattina il secondo tempo alle ore 11.